Cari telespettatori, ben ritornati in nostra compagnia e dei nostri ospiti che adesso vi andrò anche a presentare. Allora, una trasmissione, quella di quest'oggi, abbastanza impegnativa ma estremamente importante e interessante per voi che ci ascoltate. Andiamo oltre di quelli che sono i temi d'attualità di politica, ma parliamo dell'attualità del quotidiano e quindi parliamo di tutela di un bene importantissimo, indispensabile, che potrebbe essere veramente il volano, il rilancio della nostra economia. Lo è effettivamente se opportunamente tutelato, non solo da parte del nostro Paese con tutti gli strumenti a disposizione, ma anche dalla consapevolezza delle persone, quindi di tutti quanti voi, se faceste un attimo una riflessione a proposito di quello che verrà detto, e poi naturalmente anche da parte degli altri Paesi, quindi dell'Unione Europea, ovvero il Made in Italy. Non parliamo di settore agroalimentare perché questo richiederebbe l'apertura di un altro capitolo enorme, lo faremo perché siamo stati sollecitati più volte in questo senso, ma parliamo del settore moda, abbigliamento, oggetti, accessori dell'abbigliamento, in modo particolare il vestiario, quello che tutti quanti noi utilizziamo. E la contraffazione sono due aspetti della medesima medaglia che sono strettamente correlati. Stiamo parlando di un business colossale, di fatturati enormi. La contraffazione è un affare di dimensioni globali che in Italia vale 6.924 di euro, pari allo 0,45 del PIL. E il nostro Paese è il primo in Europa per quantità di merce sequestrata, perché tra il 2008 e il 2013 sono registrati 99.748 sequestri per 334,5 milioni di pezzi contraffatti. Insomma, sono cifre pazzesche. I settori più esposti naturalmente tessile, abbigliamento, calzatura, occhialeria, cosmetici, giocattoli, ovvero l'89,2% del valore delle merci sequestrate. Il falso, peraltro, è una minaccia per tutti, perché parliamo anche di condizioni di lavoro, dove lavorano le persone nel giro del falso, e poi di opportunità di lavoro che non ci sono per altri e tantissime professionalità che vanno perse. Abbiamo segnalazioni di tante signore che ci hanno anche scritto che lavoravano in laboratori nel territorio del Veneto, che hanno perso il proprio lavoro, anche nella provincia di Padova, peraltro anche nella zona di Rovigo e altre, e che non trovano più un'occupazione. Perché? Perché sono state soppiantate da altre realtà, puntini puntini. Allora, per parlare di questo vi presento subito i nostri ospiti, i nostri super esperti di quest'oggi. Allora, ben arrivato, innanzitutto Luigi Sposato, che è sempre qui con noi, ci supporterà, sarà un supporter come sempre la trasmissione. Grazie di esserci. E imprenditore. Giuliano Secco, presidente abbigliamento Confartigianato Nazionale, portavoce Tavolo Veneto della Moda, presidente nazionale Confartigianato Moda, appunto. Grazie di essere qui con noi. Cristian Fortin, presidente tessili Confartigianato Padova, grazie anche a lei. Tra l'altro titolare di Nova Shopper, che è un'azienda che utilizza il 100% Made in Italy, vero certificato Made in Italy. Assolutamente sì, perfetto. Giannino Gabriel, ben ritornato, presidente regionale Federazione Moda Italia. Ben ritornato anche Francesco Antonic, vice direttore Confcommercio Unione Venezia, grazie anche a lei, e quindi tutti quei negozi e quelle attività produttive che tante volte hanno una buona rappresentanza. Walter Rigobon, presidente di Consum Veneto regionale, grazie anche a lei, che si porta un carico di responsabilità e di malessere di non poco conto, vero Presidente? Abbastanza. Roberto Fasoli, vicepresidente terza commissione Regione del Veneto, consigliere regionale del PD, grazie. Buonasera. Anche a lei, molto esperto in materia perché ha partecipato per la legislazione in modo significativo, ce ne racconterà anche come. E Roberto Bottoli, vicepresidente Confindustria Moda Veneto, imprenditore del tessile, un lanificio quarta generazione. Quindi si chiama il lanificio? Bottoli. Perfetto, Bottoli, quindi anche lei made in Italy 101%. 101%, superati una percentuale, perfetto. La quarta generazione ha diritto quarta generazione è cresciuta. No, ma dopo ci racconteranno anche le chiavi di lettura del cosa vuol dire Made in Italy, le difficoltà oppure anche i pregi che ci possono essere. Partiamo subito con questo contributo che ci dà un po' l'apertura, perché lo dicevo, anche voi telespettatori potete senza dubbio fare qualche cosa. Seguiamolo insieme. La grande maggioranza dei giovani romani acquista merce contraffatta.
Al primo posto della classifica ci sono capi d'abbigliamento, seguiti da CD e DVD, e accessori come cinture, portafogli, borse, occhiali da sole, orologi e bigiotteria, prodotti elettronici, prodotti informatici, profumi e cosmetici. È quanto emerge da un'indagine realizzata dal Censis. L'acquisto è il risultato di una scelta intenzionale. Solo l'11% era convinto di acquistare un prodotto autentico ed è guidato in primo luogo dalla volontà di risparmiare, poi di possedere qualcosa di poco impegnativo o di cui si aveva effettivamente bisogno. Comprare contraffatto dà soddisfazione anche perché permette di punire le griffe amate e desiderate, ma allo stesso tempo odiate a causa dei prezzi troppo elevati. Poco importa se la qualità del falso è inferiore rispetto a quella dell'originale. Chi compra merce contraffatta sa a cosa va incontro, senza aspettarsi e pretendere troppo in termini di qualità, durata e riuscita complessiva del prodotto. Allora, vorrei cominciare con lei, Presidente, dopo intervenite anche voi, passo la parola a tutti. Mi è interessato questo servizio d'apertura, non casualmente, perché voglio incominciare alla rovescia, cioè se non ci fossero gli acquirenti, gli estimatori di questo contraffatto, e se non ci fossero le situazioni economiche generali da indurre anche a questo, non ci sarebbe il mercato del contraffatto e il Made in Italy trionferebbe. Beh, è logico che se non ci fosse la domanda non verrebbe fatto la contraffazione. Ma con la crisi la domanda è aumentata, attenzione, abbiamo anche questi dati. Esatto, bisogna dare anche dei dati che la crisi economica c'è, quindi se uno vuole investire alle volte non ha i soldi a fine mese per comprarci qualcosa. Quindi dove lo trova? Lo trova in quei mercati dove trova la merce contraffatta o merce importata dalla Cina magari che non si sa né che cosa sia fatta, come sia fatta, e l'acquista perché se mancano soldi lui purtroppo deve reagire in quel sistema. Quindi diciamo che una colpa è anche il sistema economico. Però bisogna anche guardare sotto un altro aspetto che evidentemente c'è anche chi ci lucra sopra e dalle fonti che abbiamo noi, dall'ultima riunione che abbiamo fatto, qui c'è di mezzo anche la mafia. Quindi bisogna stare molto attenti sulla contraffazione. Non è una cosa sporadica fatta da chi non sa farlo. C'è la mafia di mezzo e abbiamo dei dati che lo accertano, forse sono più alla moda tutta la mafia e la contraffazione che non noi che viviamo nel mercato e viviamo giorno per giorno la moda. Ecco, però dall'indagine che ha fatto il Censis ha preso questo campione romano a livello significativo, per carità, poi Milano più o meno la stessa cosa. Questa consapevolezza, anche questa reazione, perché a volte è un po' anche il sapere a che cosa va incontro, ciò non toglie che attiva comunque un mercato, una specie anche di rabbia, soprattutto nei giovani. Sì, beh, è logico che se non puoi avere o quello che vorresti desiderare, che vedi che tanti mettono addosso, o magari anche la rabbia verso chi produce a 10 e vende a 1000, evidentemente è un segno di protesta anche quello. Però bisogna stare attenti a una cosa, chi produce a 10 e vende a 1000 e magari però il prodotto è sano e a posto, ha la colpa chi la vende a 1000. Però ci sono tante volte dei prodotti che costano 10 e però possono fare del male anche al Quindi c'è il danno, sistema, dopo parliamo anche danno, di danno assolutamente, non parte del sistema anche danno alla salute. Ma anche danno non solo alla salute, anche il danno all'economia, danno a tutto, la contraffazione fa tutto il danno. Presidente, quando lei parla, adesso sta parlando del settore primario o settore secondario, voglio dire, parla della distribuzione regolare o della distribuzione irregolare? Quando parla di finora ha parlato? No, allora è o in generale? Una distribuzione irregolare. Irregolare. È tutta una distribuzione sotto irregolare che permette a chi vende questi prodotti commerciali di poter vendere. Però l'irregolare, lei intende il negozio o l'ambulante, per intenderci, per capire che direzione sta prendendo? No, il negozio non vende la merce. Beh, c'è anche qualche negozio. Allora, secondo me la base di tutto dovrebbe essere la formazione dell'acquirente finale. L'acquirente finale deve capire dove può trovare la merce in regola, qual è la merce in regola. In generale, sta dicendo in generale? In generale, e questo è il problema. L'acquirente finale non sa dove e come fare per trovare una merce garantita. Chiedo a lei, è importante anche questo perché lei mi ha detto che è titolare di un'azienda che utilizza il 100% Made in Italy, sì. Ed è il presidente dei tessili, tra l'altro. Si giustifica un prezzo così elevato per il Made in o c'è un guadagno, un margine tanto alto di guadagno che insomma che non torna, qualcosa non torna?
Sì, secondo me, se posso agganciarmi... Non sto parlando di grandi firme, sto parlando proprio di... Sì, prego. Ah, è una cosa generale. Sì, in generale, perché mi dite... Ma uno se produce nella propria azienda il suo prodotto, lo può vendere anche se la produzione costa 10, secondo me può venderlo anche a 1000. È un suo brand, una sua cosa. Il problema è quando vanno a copiare quel prodotto lì con materiali scadenti, con materiali che non vanno bene. E quando uno compra delle cose che assolutamente sono nocive per la salute e non solo, ma anche perché vanno a rubare del lavoro, quello regolare. Sì, no, ma quello da capire, il fare in Italia, perché mi viene sostanzialmente per chi non si intende, vuol dire fare un prodotto in Italia, un prodotto italiano, magari la materia prima non può essere italiana al 100% necessariamente, però comunque diciamo un controllo, dovrebbero essere contratti anche in regola per i lavoratori, eccetera. Costa tanto perché è un nostro sistema Italia molto costoso, per cui l'imprenditore che è in regola deve pagare tutte le tasse, eccetera, tutto l'annesso e connesso, il lavoratore stesso lo deve pagare tanto perché sappiamo quanto arriva in busta paga, oppure perché effettivamente c'è anche un qualcosa di un atteggiamento che dice lo metto a che prezzo voglio, come diceva lei, perché in fin dei conti sono io che scelgo, e anche lo rincaro tantissimo. Sì, sì. In modo da creare questo meccanismo, no, del fare. Si sa che produrre in Italia costa tanto per un discorso di tassazione. Ma giustifica un rincaro di questo tipo? Anche quello giustifica, secondo me, il prezzo al cliente finale del prodotto fatto del 100% made in Italy. Giustifica molto, oltre, come ripeto, oltre che uno può vendere il suo brand a quanto vuole. Quindi... Ecco Fortini, vi sono dei casi in cui l'attività criminale, perché diciamo che parliamo di attività criminale, qua mettiamolo senza alcun alibi, no? Ecco, in alcuni ci sta che in alcuni casi, succede che in alcuni casi questa attività criminale possa raggiungere dei livelli di qualità quasi come l'originale? Penso di no. Mai? Difficile. Nel tessile? Gabriele, nel tessile o in generale? Vediamo Gabriele che rispondere che forse... In generale anche. In generale. Perché sono copia proprio alla perfezione. Ma io credo che si sia devastato un sistema che funzionava meravigliosamente fino a pochi anni fa. È iniziato con la delocalizzazione della produzione all'estero da parte soprattutto di alcuni brand, i quali producendo all'estero sono riusciti ad abbattere i prezzi fino al 10% di quello che è il costo in Italia, quindi difficile mettere in piedi una concorrenza in questo senso. Però guarda caso, i prezzi che poi questi prodotti brandizzati vengono ad essere immessi sul mercato, diciamo, in Italia, sono gli stessi come se il prodotto fosse stato fatto in Italia, per cui abbiamo delle ricariche che arrivano attorno al 1500-2000%, cioè cose assurde. Cioè, mi spieghi bene a chi ci ascolta cosa vuol dire questo passaggio qua, perché... Cos'è? Con destrezza. Sì, esatto, perché attenzione... Tanti ragionamenti. Si mette il marchio del brand e si fa fare... È chiaro che qualcuno poi cerca magari nel contraffatto anche, diciamo che questo certamente non va a giustificare, però io credo che si dovrebbe intervenire in qualche modo, perché non è giusto che ci siano questi guadagni folli. Faccio un esempio, un prodotto viene fatto in Cina, entra in Italia, un jeans, che costa 10 euro, però per strada entra in un paradiso fiscale e diventano 100 euro, per cui c'è un utile di 90 euro dove certamente quell'imprenditore non paga le tasse. In Italia viene rivenduto con una ricarica dove pagherà il 50% di tasse, il 60% di tasse, ma sarà solo su un 10% di ricarica, dove quel capo verrà venduto, supponiamo sia sempre ancora quel jeans, a 200-250 euro. Però questa non è contraffazione, questa. No, questa non è contraffazione, certamente. Questo è furto, è un furto, diciamo. Se entriamo nel... Diciamo una politica commerciale. Poi dopo è una politica commerciale che però non trova giustificazione perché è a discapito del cittadino, perché si innesca una concorrenza poi sleale nel commercio tradizionale, nella filiera. Perché? Perché io che faccio il commerciante, quel capo lo compro a un determinato prezzo, cioè mi ricollego, lo compro ancora a 100
110-120 euro, l'azienda mi pone una ricarica di X va a finire a 250 euro, salvo poi che l'azienda stessa lo vada a rivendere in internet o in un outlet con sconti che arrivano all'80%. Quindi questa è una cosa che non va bene, cioè qui abbiamo un po' devastato, diciamo, il sistema di... No, sai cosa? Io sai cosa le direi? Se io fossi un imprenditore che produco all'estero, e noi ne conosciamo anche tanti, francamente, le direi, ma scusa, io vado all'estero perché proprio per questi motivi qua commerciali, attrezzati anche tu, vieni anche tu, che hai un costo di personale più basso. Farei sta provocazione io, se io fossi un imprenditore. Ma io la colgo la provocazione, sono d'accordo con lei, però dico che il prezzo dovrebbe entrare giusto in Italia, per cui se mi costa 10 entrasse 10 in Italia, l'imprenditore paga le tasse, nessun tipo di problema. Quindi vuol dire che non ci sono delle norme che regolamentano questo aspetto, mi sta dicendo? Ecco, non c'è nessuna norma che regoli questo aspetto. Adesso ci arriviamo, infatti questo è un po' né su internet né su altro. Poi per collegarmi ancora alla contraffazione, noi abbiamo da un'indagine fatta su 10, 7 consumatori che hanno provato almeno una volta a comprare un prodotto contraffatto. Per cui nessuno si deve tirare indietro, non si devono tirare indietro le istituzioni. Siamo partiti proprio con questo discorso che siamo coinvolti, insomma, sono percentuali altissime, sono quasi il 90%, insomma, i giovani soprattutto. Certo, tutti devono sentirsi coinvolti nel dare una soluzione a questo problema. In primis la magistratura, che l'ha sempre considerato un reato minore. Quelli che non hanno certamente colpa sono i carabinieri e la Guardia di Finanza, che hanno sempre fatto il proprio dovere. Hanno colpa, come si diceva poc'anzi, i consumatori, perché il consumatore non dovrebbe prestarsi, dovrebbe essere forse meglio informato, ma anche non prestarsi ad acquistare il falso, perché innesca una macchina che è contro se stesso, perché acquistare falso vuol dire poi perdere, diciamo, potenzialità di lavoro in Italia, perché quasi sempre questi prodotti non vengono fatti in Italia, salvo qualche volta, diciamo, il famoso laboratorio cinese che opera legalmente anche. Infatti, Non solo cinese. Non solo cinese, per carità. Giusto, no, perché se io le racconto una storia, visto che lei dice il consumatore, a me una volta è capitato a Napoli di vedere dei jeans Levi's. Costavano niente, mi pareva impossibile che fossero autentici. Allora, non contento, sono tornato in camera, sono andato a prendere i miei jeans Levi's, sono tornato giù con i miei, perché questo signore che me li vendeva diceva no, guarda che sono autentici, li abbiamo preso una partita, insomma mi ha raccontato una storia. E io lì a controllare tutto, i bottoni, l'etichetta, tutto ho controllato. Poi mi sono reso conto che erano autentici. Li ho portati a casa in un posto nascosto, ho visto scritto correttamente Made in Italy, il che vuol dire che in qualche laboratorio dell'entroterra napoletano quei jeans lì fatti da persone in chissà quali condizioni sono stati fabbricati, hanno contraffatto le etichette, venivano messi sul mercato, non erano di qualità scarsa, salvo che non erano Levi's. Li ho pagati di meno, ma perché ero sicuro che mi stava imbrogliando, eppure mi pareva impossibile di non capire dove era la differenza. Ed erano talmente corretti poi che in un punto c'era scritto Made in Italy, che io non ho visto perché non l'ho, potevo stare 8 ore lì prima di comprarli. Si sta autodenunciando adesso. No, lo sto dicendo. Non è qualche laboratorio, non è qualche laboratorio, sono tantissimi laboratori. Ecco, vede. Non è qualche, perché l'indagine che abbiamo fatto. Io ho detto qualche per restare prudente, ma so benissimo che non quasi sono tutti i laboratori da quando, e senza non sono solo i cinesi, vero? No, senza averla col sud, però le statistiche parlano chiaro, le indagini che abbiamo fatto, giù purtroppo la contraffazione naviga alla grande. Visto che stiamo parlando di sud, io ho in mente 2 brani del libro di anche qui da noi, anche qui a nord. Stavo pensando alla stessa cosa. Uno sul porto di Napoli, da chi è controllato, e l'altro quel bellissimo racconto che parla del sarto che confeziona, adesso non mi ricordo esattamente il nome, l'attrice, il vestito per l'attrice che ha vinto l'Oscar, e l'ha fatto lui nei laboratori in nero della provincia napoletana, magari in qualche scantinato. Allora purtroppo il problema non è che viene solo da fuori, ce lo siamo creato anche in casa con una competizione sciagurata sui costi, che ha messo gli imprenditori che lavorano correttamente, che rispettano le regole, che rispettano i contratti, che rispettano le norme sulla sicurezza, che rispettano i disciplinari sul materiale di qualità, che risponde ai prodotti di garanzia per il consumatore, nella condizione di essere fuori mercato. Perché se uno si trova a partecipare ad una gara con le condizioni truccate,
o ha una forza notevole di suo per resistere nel tempo, e ce la fa, perché la qualità vince alla lunga, però nell'immediato viene soffocato da questo tipo di mercato, che è il mercato, ha ragione chi diceva prima, della malavita organizzata, non c'è il minimo dubbio, ma anche il mercato di una parte di imprenditoria che ha rinunciato alla competizione sulla qualità per fare la competizione sui costi. Ed è questo il nucleo. Infatti volevo Antony, volevo sentire, questo purtroppo ha toccato un aspetto, è arrivato subito al cuore della questione. Scusi, per aggiungere Sì, brevissimamente... No, mi scusi se ho interrotto su questo, ma era solo per dialogare... Anzi, ha dato un contributo, ma per aggiungere e concludere, basta che uno non paghi le tasse in Italia con la pressione fiscale che c'è. Il solo fatto che non paghi le tasse è in grado di mettere sul mercato un prodotto che costa meno del 50% in meno. Per cui questo va detto nell'area del napoletano, probabilmente quel jeans di cui lei parlava. Insegna, però siamo mica a 3 passi qua, gli scarpari cosiddetti. Andate a fare un giro a vedere che cosa c'è là. Non solo nel sud. No. Cioè, visto che ha preso la parola, Presidente. Sì, no. Allora, intanto varrebbe la pena di chiarire che è saltato là un aspetto gravissimo sulla contraffazione, la contraffazione del farmaco. No, ma ci sei. Che sta beh, ma allora andiamo avanti. Vale la pena di ricordarlo, appunto, e basta, insomma, non farà moda, ma fa salute in genere o fa male alla salute. Ma lì anche c'è il problema delle aziende farmaceutiche, vabbè, primo dei capitoli delicatissimi. Anche la moda fa danni con la salute. Assolutamente sì, basti pensare al giocattolo anche. Tessuti, colori. Ecco, ma cosa intende allora? Sulla riviera del Brenta, quindi? Allora, la riviera del Brenta, le scarpe che sono di qualità in genere, no? Dovrebbe essere la concorrenza fra le Marche e la nostra riviera, quella del Brenta. No? Mi risulta che siano più contraffatti le pelle, borse e scarpe rispetto al tessile, peraltro. Mi risulta. E l'occhialeria. Sì. In quella zona là, i laboratori, fra virgolette, clandestini o laboratori che lavorano da terzisti per l'azienda cosiddetta madre, la possibilità di acquistare un prodotto a prezzo giusto non c'è più ormai, no? Perché la speculazione che fa, diciamo, la casa madre rispetto al costo del lavoro, rispetto alle cose, alle tasse e quant'altro, non pone fuori mercato gli altri, insomma, in maniera irregolare. Allora, è pur vero che se non c'è, come dire, chi acquista, quello che vende non compra un accidente di nulla, no? Ed è vero che noi dovremmo fare di più per educare e informare le persone. Però attenzione, io non ho prove provate, ma ho valide, come dire, condizioni per dire che anche firme di griffa che vanno per la maggiore alimentano il mercato del taroccato, moltissime. Proprio anche sempre in quella strada là, con che si chiama Riviera del Brenta. Seconda linea? No. Con il loro marchio. Un po' come diceva prima. Non sono marchiati, seconda linea. Però queste sono fatte là, una va fuori col griff e l'altra non va fuori col griff. Cioè, allora di che parliamo, insomma, no? Il punto è che ce n'è per tutti in questo momento, vuoi per la crisi economica, vuoi per altre ragioni, ma non c'è una condizione per la quale qualcuno si deve chiamare fuori. È colpa del consumatore, è colpa dell'impresa, eccetera. Ci sono consumatori virtuosi come imprese assolutamente garantiste e il lavoro che dovremmo fare tutti insieme, e noi ci abbiamo provato, perché con il tessile per un anno siamo andati in giro con uno spettacolo, tutto quello che vi dirò è falso, grazie anche al contributo della Regione, dove fa venire i brividi, i dati certificati di che cosa succede, non so, a un bambino che ha dormito, ha posato la guancia sul poggiolo del salotto di casa e ha dovuto curarsi per lesioni gravi per 6 anni. Allora va da sé che questa è una cosa che da un lato non si
Io penso non ci sia la possibilità di risolverla tout court, come dire, con la forza, ovvero mettendo nella condizione le forze dell'ordine che già fanno molto, come dire, alla repressione. Non si fa bene nemmeno se siamo buonisti, povero quello che vende, maledetto, no, non si può trovare una via di mezzo dove ciascuno responsabilmente fa il suo. Questo è un richiamo solo alla responsabilità e mica ci Ma vuole allora tanto. che cosa, in due parole, che cosa bisognerebbe fare secondo lei? Perché Allora, lei c'è da dentro anche qua bisogna pensare a piani diversi di intervento, no? Bene quello che si sta facendo, per esempio le poste in Italia quando arrivano prodotti importati, ci sono due centri importanti, uno a Milano e uno da un'altra parte. Io ho avuto modo di andare a quello di Milano, dove c'è uno screening che i prodotti vengono passati, si apre lo scatolone, si preleva la maglietta, il paio di scarpe, l'occhiale, quello che è, e si fa una verifica se questo prodotto è taroccato o no. E vengono, come dire, messi là a disposizione dell'autorità giudiziaria migliaia di prodotti, perché la modalità con cui vengono sequestrati i prodotti è questa, quella principale. Sì. Però non basta, non basta nemmeno questo. No, come c'è la pubblicità che incombe, voglio tornare su questo discorso, dalla parola a Anthony, c'è anche il Presidente, perché giusto così intervengono anche loro. Volevo fare una domanda. Sì, e dopo allora, facciamo la domanda subito dopo, pubblicità, pochi secondi, un attimo.